Buonasera ragazzi, quindi come potete vedere l'oggetto non c'è più, eccolo qua, non ci sta più, quindi perlomeno io non lo vedo più. Quindi ecco una stella, questa è la stella più o meno come la vedo io. Quindi come potete vedere a quest'ora l'oggetto, eccolo là, si vede, eccolo qua, lo sto beccando ancora un'altra volta. Devo fare un ingrandimento, eccolo qua, si vede giusto giusto, eccolo qua. L'ho beccato di nuovo, come si vede adesso, anche se sta più lontano stavolta. Eccolo qua, sta dietro alle nuvole però, ecco perché non si vede bene. Sta nascosto in mezzo alle nuvole, quindi si vede e non si vede. Come potete vedere a tratti è più visibile, a tratti no, perché c'è una nuvola lì. Però ci sta ancora, quindi sta scendendo poi dietro alla montagna, quindi ci sta tipo la nuvola di Fantozzi come la chiamo io, quindi non si vede bene. Vedete? Ecco la nuvola come sta in effetti, guardate. Quindi ecco perché non si vede bene. Quando l'ho fotografato io stava qua, diciamo che qua è tutto un mistero purtroppo. No, non si vede più, anche ingrandendo al massimo. No. Voglio provare a vedere altre stelle, ma non si vede nulla, ragazzi. Quindi, come ho detto io, è tutto strano in cielo, boh. Ma quella cosa lì non ci sta più, ragazzi. Doveva stare, eccola qua. Si vede a tratti, quindi è nuvoloso, ragazzi. Quindi, no, no, Franci, vedi, non ci sta più, eh. Te l'ho detto, questo all'improvviso se ne va. Vedi, si vede adesso un pochino, se lo vedi. Eccolo là. Adesso perché ci stanno le nuvole, quindi si vede, vedi? Sta scendendo, vedi? E adesso è scomparso, vedi? Si vede proprio una luce fioca fioca proprio. Forse è causata anche dalle nuvole comunque. Questo mi fa uscire a pazzo a me. Al finale, eccolo qua, l'ho trovato, eccolo qua, Franci. Lo vedi? È un'ombra adesso, non si vede perfetto, però si vede una piccola ombra. Eccolo qua, si vede e non si vede. Sta dietro questa nuvola di Fantozzi. Eccolo qua, ma tra poco non si vedrà più, quindi è nuvoloso. Qua poi calcola che ci sta la montagna, quindi ecco qua, si vede giusto giusto. Quindi vedi, con questo cellulare qua si vede molto più nitido, quindi la telecamera è molto migliore, quindi perciò la ripresa è venuta bene, quindi perché questo ha 4 fotocamere, quindi si vedeva bene. Ma io credo di sì, perché quando l'ho ripresa hai visto, quello girava, 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 ho detto ma possibile. L'ho beccato proprio nell'attimo proprio buono, che era molto in alto, dove non ci stava neanche una nuvola e si vedeva proprio perfetto. Poi pure Marco, dopo te lo giro, semmai Marco me l'ha mandato pure a me, lo stesso oggetto, uguale a me. Me l'ha mandato Marco su WhatsApp, che anche lui l'ha fatto il video, le foto, è uguale al finale. Cambia solo che lui sta a Roncaglia e io sto a Salerno, quindi però al finale non si capisce niente di più qua. Ma adesso ho visto una cosa di sfuggita, però non so che cos'è. È stata una cosa veloce. Boh, qua più giorni passano e più mistero diventa. Vero?
Eccolo qua ragazzi, si vede, ma eccolo lì, vedete, sta scendendo dietro la montagna, quel puntino piccolino. E voglio provare a ingrandire, fammi vedere se lo becco di nuovo, eccolo qua ragazzi, lo sto beccando di nuovo, anche se sta in mezzo alle nuvole, però lo becco, eccolo qua. Sta nascosto dietro le nuvole, però si vede ancora ragazzi. Calcolate che ci sta una nuvola gigante avanti e con tutto ciò si vede ancora ragazzi. Sì, sì, guarda, in effetti, guarda, vedi, stelle non ce ne sono, si nota solo quella lì, guarda, eccola qua, l'unica che si nota, poi zero, e ci sta la nuvola pure davanti, avvocati al finale, guarda qua, va, io te lo faccio vedere in modalità normale, vedi, ci sta la nuvola, vedi? Vedi quanto è grande sto coso che nonostante ci sta una nuvola grossa vicino, un alone diciamo grigio, eppure si vede, boh, non lo so. Pure Marco l'ha registrato in effetti. Io prima di fare la diretta, perché Francesco mi ha detto ma ancora da fare la diretta? Ho detto 21:30. Marco mi ha detto Giuseppe affacciati e guardalo. E ho visto stavolta, l'ho visto proprio brutto proprio. Hai visto come girava il video là? Ho detto pareva una giostra. È vero che uno a volte esagera proprio. Tutto mi sembrava proprio veramente tipo Star Trek. Ma non perché uno lo vuole, perché la forma è quella là, cioè un disco piatto visto dall'alto, diciamo così, quindi dal coperchio, va. E poi tutto sto ruotare, diciamo, come un vortice, boh. Non acchiappiamo neanche un esperto in astronomia qua, che può dire questo, quello, neanche la fortuna di questo. Ho detto, se qualcuno esperto può dirci cosa sia, perché al finale poi ci dicono quello che vogliono loro, quindi è inutile domandare a qualcuno che semmai poi siamo convinti che dirà la verità. Cioè, la verità come sappiamo fa male sempre a tutti, quindi non credo che... Io una volta ho visto Marte, avevo il cannocchiale, quindi le posizioni. E vabbè, avvocati stanno silenzio stampa. Però al finale Marte l'ho visto, è un pianeta piccolino, marroncino, e l'ho visto col telescopio, quindi... E non era come sta cosa che ho visto io, no. Poi ho visto che cos'era? Saturno per il fatto dell'anello che aveva. Si vedeva a malapena proprio l'anello, sa, quell'anello rotondo intorno a Saturno, e si vedeva piccolino piccolino col telescopio, parlo io, eh. Si vedeva sto mezzo anelletto e si distingueva che era Saturno. Poi ho visto Venere, piccolissimo. E lo stesso era così, quindi sta cosa che sto guardando non credo se sia nessuno dei tre. Perlomeno io l'ho visto col telescopio, ho provato anche su internet a guardare, ma non ci assomiglia proprio. Qualcuno ha detto la stella Sirio, ma la stella Sirio sta dall'altra parte. Quindi, boh. Vabbè, ragazzi, ci stanno i telespettatori. Stasera proprio tranquillissima la serata, proprio tranquilla. Ma chiamarlo a Vicenza, dico da vicino possiamo andare alla Movita. Oggi è venerdì, domani è sabato. Come ha detto? Hanno fatto la domanda, ma possiamo andare alla Movita? Sì, sì, al finale quello stavo dicendo con Marco io poco fa. Ho detto, oggi è 24 e fra 5 giorni passa quel coso sopra
No, perché in effetti cammina, si sposta, cammina, no, non può essere. Qualcuno ha detto forse è un satellite, ma non è così grande un satellite, quindi neanche non è un satellite. Sì, sì, facciamo i botti, meno 5 a Capodanno, facciamo i fuochi d'artificio, facciamo. Ma speriamo bene. Infatti mia mamma, io il 29 è il compleanno, ho detto vabbè, mo chiamo alla NASA, ho fatto e glielo dico gentilmente se potete farlo cadere il 30 perché o 29 è il compleanno di mamma, quindi non ci posso chiamare una. Quindi devo chiamare l'agenzia spaziale della NASA in questi giorni. Domani no perché il 25 è festa, quindi 25 aprile no. Lunedì 27. E gli dico, sentite, il 29 mia mamma fa gli anni, se potete farlo cadere domani, non ci posso chiamare un noto. Già posso fare veramente. Ma ad esempio non ci sta più, mo è scomparso proprio. Ma ad esempio Marco lo sta vedendo a Roncaglia, perché a Roncaglia non ci stanno ste montagne, diciamo così. Boh, è tutto un mistero. 8 persone, quindi sta a me, avvocato, allora io no perché io non mi conto, quindi Avvocatello e Francesco e gli altri 6 chi sono? Mister X, subito tu. Io veni a... dice tu male che va morire, ma panza ieri, eppure ti hanno ragione. Sì, sì, o 29 facciamo una grande mangiata, male che va. Dico, oh, e ci morto che la panza ieri. Così si arriva al paradiso, Francesco dice ma volete mangiare? Dice no, già abbiamo fatto. Però di certo non ci offendiamoci se ci aspettiamo un'altra volta. No, Francesco, noi secondo in paradiso con la fornacella. Secondo me, ciao frase. Secondo me Dio dirà ragazzi qua non si mangia, non si fa niente, però se volete si può anche mangiare, volendo. E allora noi sceglieremo la seconda opzione. Dico anche se si può fare a meno di mangiare, però noi per abitudine amma mangiare. Buonasera, Eufrasia. Nulla, perdiamo un po' di tempo. Quindi secondo me una volta che abbiamo incendiato il paradiso ci mandano all'inferno. Sono convinto, dicevo io, voi qua non potete stare. Secondo me Don Pietro ci dà la corsa. Dicevo io, qua non è cosa, si tratta fuoco paradiso. E vabbè, ma non barbecue che fanno, lo facciamo in paradiso. Vediamo pure a Gesù, non è che stiamo solo noi. Vediamo a tutto quanto, vediamo. Facciamo un mega barbecue. Sono convinto che ci fanno fare la breccia all'inverno noi. Sono convinto. Dicevo io, che si fa la breccia? Vabbè, ce lo dico, ma perlomeno con la pietra lavica, però si può fare. I carboni no, però la pietra lavica sì, ci portiamo la pietra lavica con il Vesuvio. O no? No, no, non possiamo, non possiamo andare in paradiso. No, a me se vado in paradiso e quello mi dice allora che cosa vuoi fare? Vuoi tornare a rinascere o vuoi rimanere in paradiso? No, no, io ritorno sulla terra ragazzi, perché già mangiato. Quindi se sto poi in paradiso non posso mangiare, non puoi fare niente, dico no, ma non me ne vado a rete. Speriamo che non rinascono nella stessa parte però. Stavolta dico, andate un po' meglio. Se potete scegliere qualche fisico dove si mangia e non si ingrassa, sarebbe meglio. Oh no, Frangi, si fa a braccio all'inferno, c'è un mega calderone.
Eh sì, Francesco, è normale, no? Se ci danno la possibilità di tornare sulla terra, che faccio? Stiamo là. Quando vado da parroco qua, no? Secondo me esce pazzo quando mi vede, no? Perché io poi faccio ragionamenti strani, come dico io lo dico in partenza che faccio ragionamenti strani, no? Dico, vabbè, andiamo in paradiso. Che facciamo tutti i giorni? Vabbè, dici tu, contempliamo Dio, sì, ma dopo aver contemplato Dio e Gesù, poi che facciamo? A cucinare non si può cucinare, a se lavare non ti può lavare perché giustamente non tiene bisogno. E allora ci scucciamo. E allora mi hanno marito un'altra volta, dico fammi nascere un'altra volta. E il padre di qua si fa le croci con la mano storta a me. Dice Giuseppe, tu sei un caso complicato. Ogni volta è la stessa storia. Dice ogni volta che mi vede si terrorizza oramai. Dice ma chissà che mi domanda. L'ultima volta Francesco è andato lì e ha detto vi devo dire una cosa, Don Marco. Ha detto dimmi stavolta però di una cosa seria. No, no, ho detto stavolta è seria la cosa. Guardami il film. Ho detto così, no? Ho detto, voi conoscete la storia di Adamo ed Eva, no? Che Eva ha mangiato sta mela. Mo, ipoteticamente la mela non era la mela, diciamo così, ma se no, no, diciamo che della mela era il frutto de... Vabbè, ho detto, Don Marco, ho detto, ma sta mela quanto chili è? Ma possibile? Perché poi da quel giorno lì tutta l'umanità è stata condannata. Quindi dico, ma i chi c'ha zecca per bevi? Cioè che facciamo? Un'erba, uno fascio. E allora il prete va da fuori con me. Ha detto che allora non va bene, ci ha detto che fa? Uno sbaglia, ci va tutti quanti castigati. E invece piaceva a me, e a me, e ci e quanto costano un chilo di meno? E catame ci ha fatto. Si è messo a ridere al finale. E c'è la gente, Marco, ma sti meno quanto costavano? E poi non è giusto, e facciamo un'erba, uno fascio. Adamo era succubo di Eva, dice tu, la colpa era di Adamo allora. No, ma guarda, io certe volte sulla religione scopazzo veramente, a volte faccio proprio ragionamenti pazzeschi, quando becco il parroco che sta da solo, trema. I testimoni di Geova non si avvicinano più a me, Francesco, prima bussavano, venivano, volevano parlare, poi come mi hanno sentito parlare non mi fermano più per strada, meno male. Tengono paura, la verità. Troppe domande che non si possono rispondere, quindi se ne scappano. Nord è una fissazione che a Dio si chiama Geova. Jeova, come lo chiamano loro. E io una volta gli dissi, mi hanno bussato, dice, ma lo sa che poi saremo in paradiso. Vabbè, la maggior parte napoletano, ragazzi. Oramai sta due DNA. Oramai è impossibile parlare italiano qua. Ma sai qual è il problema? Qua a chi incontri, no? Ma nessuno parla l'italiano. Come fai a parlare italiano? Quando si parla italiano con qualcuno dice, beh, che te scemo nudo? Se scengo adesso che parlo mezzo italiano con qualcuno, quello mi guarda e dice, vabbè, ma che te fumato? Che abituati che tutti parlano dialetto, ma proprio così come parliamo noi. Non è che diciamo tutto bene, come sta la famiglia? No, come stai? Tutto a posto? E vabbè, frate, ci sentiamo. Così è, questo è. Non è che questa è la parlata. Cioè, è così. Ti immagini se vado vicino a uno e dico, ma in famiglia tutto bene? Questo si mette a ridere.
Una volta ho detto vicino a mamma, ho chiamato che stavo a Torino, ho parlato così e mamma ha detto, vabbè, ma stai buono. Torinese insieme a me, ho chiamato a mamma. Ho cominciato a parlare un po' italiano perché stavano gli amici a fianco. E mia mamma dal telefono ha detto, vabbè, ma stai buona, mamma? Ho detto, perché? Ma che è successo? Ma tu stai parlando strano. E ho detto, no, stanno i guaglioni che ho detto, ma state zitti, stanno i compagni miei a fianco. E poi ci ma figure, capì? E ho detto, ma mamma, ma ne penso, se potete fatta, mamma. Dice, parla come ti ha fatto mamma. E ha ragione, al finale. Un meridionale è un meridionale, inutile. Può stare pure 100 anni al nord. Rimane meridionale. Io pure quando faccio la chat con l'amico giapponese, no? Mo sta in Giappone che sono 30 anni questo, no? Parla giapponese questo. C'ha la figlia giapponese, si è sposato una giapponese. Eppure quando parla con me, ragazzi, è come parlo io mo con Francesco, tale e quale, non è cambiata una virgola. Cioè, pure se parla giapponese, mo. Ma quando parla con noi, quando ci in videochiamata o con WhatsApp, parla proprio salernitano come è qua. Quindi, mo sono 30 anni che sta in Giappone. Sì, sì, Francesco. Eppure quando parla, non ci sta una santa. Pare che sta qua. Eppure sono 30 anni che ha un ristorante in Giappone, quindi è difficile. Diciamo che si dovrebbe perdere l'accento, ma non è così. Come pure un mio amico sardo, vive a Torino, da quando parla si sente che è sardo. Parla l'italiano, però si sente l'accento sardagnolo. È come un calabrese o pugliese. O pugliese, ad esempio, o calabrese, o siciliano. Che stanno al nord e parlano italiano, ma si sente a 3 chilometri. Vabbè, tu sei una strega, è diverso, avvocato. Tu parli tutte le lingue. Vuoi francese, stanotte ci ha mandato un messaggio di 3 e 10. E ci ha detto, vedi che la controlla, guardati il film della TV e guardati l'esorcista. Codarda, non l'ha fatto. Oggi sportato i treno quarto, anche perché stavo bisticciando con l'altra signora là. Stavo in collegamento perché è l'altra signora. Quindi ho detto vabbè, poi chiamo avvocatello. Ma era sangue chiama sangue. È una fetta di carne, chiama una fetta di carne allora. Ma domani che ci mangiamo, ragazzi? Sto già pensando a domani, sto proiettato. Ah, già trovo ancora la liscia, Francesco. Rimane la festa della liberazione. Bravo, Francesco. Nord sciunisce no nord, o sud, o centro. Non hanno capito che siamo tutti quanti uguali. Come hanno fatto ieri da 58, salute. Non stiamo proprio a numeri allora. Io non stavo neanche... Bravo, ha detto il ragazzo, no, qua si offendono nord e sud. E ha detto, e a noi a cedere non ci cagano proprio allora. Ha ragione, Francesco. Dice il nord offende il sud offende il nord. Dice, ma noi del cedere a noi non ci cagano proprio allora. Oggi ho mangiato sbriciolata di patate e salsicce. Francesco fa sempre che, no? Assassino. Assassino.
Francesco sempre cosa light. Poi dice di mano mi mette, poi ma che ti mangiate merluzzo e insalata? E io, assassino. Come appica, man, assassino. Sì, che parlate? Che sta faticando per Banderas, non si trova più Antonio Banderas, secondo me l'hanno rapito. Secondo me quelli del Mulino Bianco hanno rapito Antonio Banderas, non lo vedo più per televisione. Rimane cozzo. Tu vuoi scassare, dice. No, avvocatella oggi mi hanno affaticato Antonio Banderas a casa del Mulino Bianco. Come faceva gli insupposi. E io però mi sto preoccupando, secondo me queste bandiere stanno sequestrate. Io non lo vedo più, secondo me questi stanno a sta casa a fare sti biscotti e là sta morendo proprio. Boh. Prima si vedeva in giro, ma no. Sì, dice tu. Ma Francesco, ci pensate una cosa, ma non è che ce n'era di domiciliare a questo. Non è che hanno arrestato a Banderas, sta facendo il domiciliare a uno in bianco. Puglia è sposato in Leccese, non era Villetta nel Salento, la Villetta nel Salento, eh. Diciamo che ti sei tolto proprio una cosa buona, Eufrasia. Un Salento poi, si sta bene là. Appunto dico, Francesco, è pazzesco togliersi una villetta del Salento. Oh, criminale, oh, criminale. Bel posto, avvocato, bel posto. Diciamo che la signora Eufrasia ha fatto una grande capata. Se la poteva risparmiare. Perché è un bel luogo. No, ma poi è una zona bella, capì? Linguine che cozzo. Assassino, francese, criminale. Sempre cose leggere, da fare. Ah, ma rimane scingambresso, già avrei pure che già fai, eh. Rimane, mi sa che mi faccio pure uno spaghetto, come righi. Domani mattina il 7 sto con a girare proprio alla pescheria, a che da aprire. Ah, ti piace o no? 350 grammi, sempre esagerato avvocatelli. No, non esagerato. No, ma ti dico io, un piatto normale che uno fa, perlomeno senza esagerare, senza strafare, 150 grammi di pasta, avvocatelli. Questa è la media, 120-150, ma non di più. Non esageriamo, dai. E secondo me fai la cosa buona, Eufrasia. Nel Salento, il Salento è Salento. No, Francia, io tanto è più o meno, se mi faccio gli spaghetti con le cozze, con le vongole, 130 massimo, proprio se voglio mangiare solo il primo piatto, 150 grammi di pasta. Però poi mangio solo il primo piatto, non mangio il secondo. E allora, puoi fare la pensata di ritornare nel Salento, tanto Milano in 5 mi pare poco. Ma 130 grammi solo Francesco, avvocato, mica tutte e 5. 130 grammi a persona, avvocato. Glielo sto dicendo. Solo Francesco 130 grammi. 130 grammi in 5. E che facevano? 4 spaghetti però. No, pure io, solo per me, solo per me.
Allora, avvocate, a Venezia ci sta sempre acqua, quindi non ti consiglio. I Pirenei forse sì, ma a Venezia non credo tanto. I Pirenei, vabbè, ci può pure può essere sperduto il padre eterno. Ma dove? A Milano o fra? Vabbè, ma tu si sdraica, avvocate, perciò vuoi in i bosco, tu fai macumba. Tu sei a Benevento, avvocate, sotto innocente. Là hai tu, a Benevento. Quindi è inutile che dice vado ai Pirenei o a Venezia. A Benevento hai tu. A Sdraico la fai buono, non la fai proprio. No, io scocciamento. No, a ste dove io non ci sta più. Bah, secondo me sta cosa è strana, ma finale. Beh, ciao Esteban, buonasera. Quindi ragazzi, la serata è bella tranquilla proprio. Proprio il silenzio assoluto, guarda, la notte è proprio bella. Diciamo che a me la notte piace proprio. Ma ad esempio mi metterei nell'auto, andrei a Napoli, un caffè, una sfogliatella e mi ritiro. Proprio, la notte proprio l'adoro proprio io. Se fosse per me la notte sarei sveglio. E noi è andato via Stefano, in effetti stava lì. Non ci sta più adesso, stava là. È scomparso oramai. Sì, lo so, Francesco, no, faceva passare, ti giuro. A volte mi vengono ste fissazioni di mettermi in auto. Ma figurati. Bello, stereo a tutto volume, direzione Napoli, caffè, sfogliatella e ritorno a Salerno. Sì, sì, è molto strano. Ho fatto il video prima. Pareva una centrifuga, una lavatrice. Ho detto, ma che roba è? Stasera si vedeva molto. Sì, Francesco, a me a volte pure papà, a volte tanti anni fa, quando era più giovane, mi chiamava verso quest'ora, mi diceva, ma vuoi dirmi a Roma a pieno caffè? E io facevo, vabbè, vogliamo un gin. Ah, Ciccio, no, Ciccio non ci sta, no. Ciccio no, Ciccio non mi vuole mandare niente, Ciccio. È scomparso, Ciccio usa lo mio, un macellare, tutto con me. Ma può darsi pure che sta in questo. Allora, no, io no, perché non conto io. Stai tu. Eufrasia, Avvocatella, Esteban e so quattro. E quegli altri nove chi sono? Mister X. Quindi credo che, anzi, poi siamo 15, quindi in effetti voglio pensare che la signora l'abbiamo messo il nome Cicciu Salumiere noi, perché ogni volta esce con macellaio come nome e quindi noi l'abbiamo chiamato Cicciu Salumiere. Quindi gli abbiamo dato un bel nome. Perché ogni volta... Ecco, grazie. Sì, grazie. Al finale però comunque sempre ci sta qualcuno che ti manca, mo. Ah, Francesco, Fanel, dopo incomincia. Dopo Ciccio Salomira comincia a fare domande strane. Dopo vai tu a fare gemelle, dopo. Domanda a te, dopo. Dopo comincia a dire gemelli, gemelli, gemelli. Dico, Francesco, vai.
Alessandro se n'è andato pure, prima stava in chat, quindi neanche Alessandro posso mandare. Bravo, sì, si vede che Franci fai un sacrificio. Facile per la patria, va. Ma stasera è bella serata, ragazzi. Lo giuro, mi mettessi dentro la macchina. Andrei a Napoli, ma pure a Roma. Andate e ritorno subito. Stereo a tutto volume, canzoni Eros Ramazzotti, belle, tutte queste canzoni che piacciono a me. Canzone napoletana. Ciao Stefano, buona indagine. Come facevo quando stavo col camion di notte a guidare, bello ragazzi. L'autostrada libera, alto volume lo stereo, ti fermi sull'autogrill, Red Bull e riparti. Bello, bella vita, mi piace la verità. Mi manca a finale, eh. Finlandia ho fatto tanti chilometri che secondo me non l'ho fatto in tutta la mia vita. Lapponia, Helsinki, quindi 6 mesi, mamma mia. Quest'anno dovevo partire, è venuta la fine del mondo. Sì, sì, Alfonso secondo me sta mangiando. Alfonso ha detto giù sei scende il cane e poi ci vediamo in chat. Quindi secondo me sta chattando in dalla cucina. Sta facendo qualche aperitivo, tipo aglio olio e peperoncino. Vabbè, a quest'ora ci dice pure l'aria è frescolina e frizzantina. Quindi diciamo che a quest'ora una bella pepata di cozze pure ci dice con limone sopra. Quindi non una pepata, no. Scaldate con limone sopra, senza pepe. Ma non lo so, Eufrasia, ti dico una bugia. Qualche stella si vede così così. Non perfettamente, anche perché qua stiamo in città, quindi diciamo le luci danno fastidio, però perché ho notato che quando stavo in Finlandia, quando stavamo in quei boschi dove sta, neanche Gesù arrivava lì, come dicono, non ci trovano neanche, ti giuro, si vedevano le stelle in modo pazzesco perché la luce della città non ci stava, quindi non ci stava questo bagliore delle luci e le stelle si vedevano proprio una meraviglia. A parte l'aurora boreale che là si vedeva, però le stelle proprio, il cielo era illuminato proprio di stelle. Qua invece ne vedi uno ogni tanto qua, uno ogni tanto là, ma è raro, vedere un cielo bello stellato, perlomeno qua. Sì, 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 dimmi. Ci sono 4 stelle a forma di quadrato. Ma in che parte dici tu? Perché io in effetti... Allora, no, allora io vedo una stella. Allora, in effetti ci stanno uno. Si sono mangiati pure le stelle, no? Ce n'è uno sopra di me, due sopra, tre sopra di me, però sono normalissime. Ecco qua. Ti voglio far vedere. Eccola qui. Come vedi, queste sono le stelle che io vedo. Eccola qua una. Questa è una stella che vedo di fronte a me. Poi ce ne sta un'altra qui, però vedi, si vede pochissimo. Eccola qua. Altre due, tre. Però come dici tu a forma di quadrato, vedi questa è un po' rossa. A destra di quella gigante.
No, nulla, vedi, io sto ingrandendo proprio, eccolo qui. Ecco due stelle, eccole qua, vedi, due stelle. Poi salgo sopra, eccola qua una che si vede fioca fioca, un'altra così scappola. Però questo è quello che io riesco a vedere perlomeno a Salerno, eccola qui un'altra di fronte, diciamo sono tre o quattro, però sta cosa quadrata non è che la vedo, Eccola qui, eccola qua, il telone no, queste due qua. No, queste qua sono, guarda, poi non ne vedo più io, perlomeno qua a Salerno. Oh, ma figurati. Calcola che comunque qua il cielo è pure offuscato dalle nuvole, quindi un po' le luci, un po' pure coperto pure. Quindi non credo che piove, però è coperto un po'. Quindi neanche il mare si vede, di solito lo vedo. Ci sta tipo nuvola di fantozzi, come la chiamo io. Appunto. Pure Marco da Roncaglia, ad esempio, vede cose diverse da me proprio. Ad esempio, Marco sta ancora vedendo quella cosa grossa che io ho visto prima. Quindi lui ancora la vede, io no. Già da molto, da un'oretta che non la vedo più io. Lui la vede ancora. Quindi il fatto che era Venere che scompariva dopo 2 ore non è perché Marco ancora la vede. Io non la vedo per colpa della montagna grossa davanti a me, ma c'è chi la sta vedendo ancora quella lì. Quindi in effetti ho visto la planeta in 2 ore, poi non lo vedi più. Però così è, ragazzi. Vabbè ragazzi, io vi auguro buonanotte a tutti, ci sentiamo domani, abbiamo pariato un pochino, adesso non dico che è l'ora della nonna, però è l'ora di una bella doccia e di andare a Francesco, tutta colpa tua fra. Quindi buonanotte a tutti ragazzi e ci aggiorniamo a domani. Gran capo. È deserto, voglio. Grammo derivato. Ragazzi, buonanotte a tutti e a domani. Quindi ci aggiorniamo domani, ragazzi. Notte a tutti.